La ricerca dei 4 dispersi della notte scorsa, dopo che ha affondato a 24 miglia da Lampedusa un barchino con una trentina di migranti a bordo, e del cadavere della neonata finita in acqua quando sabato pomeriggio un'imbarcazione si è ribaltata vicino all'isolotto di Lampione, hanno permesso agli uomini della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza di ritrovare 4 corpi senza vita di 2 uomini e 2 donne in avanzato stato di decomposizione. Non è chiaro se siano addirittura riconducibili a qualche altro incidente avvenuto in acque internazionali o tunisine. Le salme sono state portate al Molo Favarolo prima e poi alla camera mortuaria del cimitero di Lampedusa, dove già si trovano le salme dei 2 bimbi di 10 mesi e 1 anno, morti ustionati a causa dell'incendio divampato nei giorni scorsi su un altro barchino che viaggiava verso l'Italia. Siamo disarmati, tutto questo non è sostenibile, afferma il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino. Da venerdì assiste al susseguirsi di tragedie, ricerche di dispersi e recupero salme. E non riesce a nascondere lo sconforto e la rabbia. Come possiamo fare da soli a gestire tutto questo, dice? Alla camera mortuaria del cimitero di Lampedusa, una stanza di 3 metri per 3, non c'è neanche una cella frigorifera e ci sono in questi giorni temperature comprese fra i 26 e 28 gradi. Sull'isola dalla scorsa notte sono arrivate complessivamente altre 206 persone su 4 imbarcazioni.